incidente lungo la tangenziale di Mestre all'altezza di Bazzera Nord. Un'auto a tutta velocità si è schiantata contro la cuspide che divide l'area di sosta dalla corsia d'emergenza. Morto un 44enne di Pianiga. Bloccato dalla polizia all'aeroporto di Treviso, un 22enne albanese voleva far esplodere il centro commerciale Adigeo di Verona. È stato identificato e denunciato dalla polizia locale di Venezia l'uomo ritenuto responsabile di aver sfregiato con un coccio di vetro un giovane del Milanesi durante una rissa a Piazzale Roma. Polizia, Guardia di Finanza ed Esercito in strada, maxi operazione per contrastare lo spaccio nel quadrante di via Piave a Mestre, arrestati 3 cittadini nordafricani ed effettuati decine di controlli. Oltre 50 pezzi, tra cui ombrelloni e teli da spiaggia riconducibili a vendite irregolari, sono stati sequestrati dalla polizia locale di Venezia durante un'operazione di contrasto al commercio abusivo. Attesa per l'eclissi solare ed il fenomeno delle stelle cadenti al suo apice domani al Lido di Venezia. L'associazione Astrofili organizza 2 eventi per permettere a tutti di vedere in sicurezza i 2 fenomeni. Si rivedranno insieme fra 300 anni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque la cronaca in primo piano con l'ennesimo drammatico incidente lungo la tangenziale di Mestre all'altezza di Bazzera Nord. Un'auto a tutta velocità si è schiantata contro la cuspide che divide l'area di sosta dalla corsia d'emergenza. Morto sul colpo il conducente è un 44enne di Pianiga. Una piccola curva presa senza girare il volante, nessun segno di frenata. Erano circa le 8:40 del mattino quando la Panda grigia guidata da un 44enne di Pianiga si è schiantata a tutta velocità contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata principale della corsia di rientro dell'area di sosta di Bazzera Nord lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Uno scontro a tutta velocità, l'auto che finisce la sua corsa incastrata nel guardrail. Per l'uomo alla guida l'impatto è stato fatale. La vittima è Alberto Pinton, 44 anni, panettiere e pasticcere a Pianiga, dove risiedeva. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. Il 44enne era da solo alla guida. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai passanti e da chi in quel momento era nell'area di sosta, i sanitari del SUEM 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Con loro anche i vigili del fuoco che hanno liberato la salma dalle lamiere, rimasta incastrata nell'auto, e messo in sicurezza l'area con l'aiuto della polizia e degli ausiliari del traffico di Autostrade Alto Adriatico. Alla polizia stradale il compito di eseguire i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire se all'origine dello sbandamento ci sia stato un malore improvviso, un colpo di sonno o una manovra sbagliata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Con il restringimento delle corsie si sono accumulati chilometri di rallentamenti e code. Le operazioni di messa in sicurezza e riapertura della corsia interessata dal sinistro hanno impiegato circa 3 ore. A portare la notizia della morte ai familiari del 44enne anche il sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara. Questa mattina, assieme alla polizia stradale, ho dato la tragica notizia della dipartita di Alberto alla famiglia. In circostanze come queste non posso che unirmi al dolore della famiglia nel ricordo della bella persona che era Alberto, persona pulita, educata e gentile. La notizia è arrivata ieri sera direttamente dai profili social del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Domenica scorsa un giovane albanese radicalizzato è stato fermato all'aeroporto di Treviso. Secondo le indagini stava preparando un attentato in nome dell'ISIS. Stava progettando di far saltare in aria un centro commerciale in provincia di Verona, in nome dei principi del fondamentalismo islamico ai quali aveva giurato fedeltà. Per questo domenica, non appena è sceso dal volo da Tirana con i genitori, è stato fermato all'aeroporto Canova di Treviso dalle squadre speciali della Polizia di Stato che da tempo lo stavano monitorando.
Si tratta di un 22enne albanese senza alcun precedente penale che vive nei dintorni della capitale del paese delle Aquile, ufficialmente venuto in Italia per raggiungere dei parenti in provincia di Pordenone per un periodo di vacanza. In realtà solo un tassello del piano che stava elaborando da tempo, fatto di un conto corrente dedicato utilizzato anche per raccogliere fondi, di social network attivi solo per la galassia estremista e di tante ricerche sia sulla possibilità di aderire all'ISIS che per fabbricare un ordigno esplosivo utilizzando materiale chimico normalmente in commercio per altri scopi. Ed è sulle sue navigazioni digitali che si è acceso l'interesse della rete della Polizia di Stato dedicata all'antiterrorismo. A far scattare il provvedimento di fermo la conferma che il giovane aveva già acquistato, grazie a dei versamenti fatti da alcuni coetanei ora sotto indagine, alcuni elementi per la preparazione della bomba all'apparenza innocui e che sarebbero già stati consegnati ai parenti friulani all'oscuro sia della sua radicalizzazione che dei progetti terroristici. Il 22enne, interrogato dalla Digos e dal nucleo immigrazione e antiterrorismo della Polizia di Stato, avrebbe minimizzato ogni cosa, ma questo non ha impedito la sua espulsione il giorno dopo con un provvedimento firmato dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che avrebbe anche attivato un canale dedicato al caso direttamente con il governo di Tirana. Plauso a tutti i livelli per la brillante e discreta operazione di polizia, a partire dal presidente della regione Alberto Stefani, che ha sottolineato come i percorsi di radicalizzazione si stiano diffondendo costantemente nel mondo digitale, dove i giovani sono i più esposti. Ancora più decisa la presa di posizione dell'eurodeputato leghista ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. L'Occidente è sotto attacco, lo dico da tanti anni, e la radicalizzazione già in Italia, in Europa, si sviluppa purtroppo nelle moschee regolari, sui social e adesso anche con arrivi mirati, come quello di Treviso. E per questo diventa sempre più importante, la Lega lo dice da anni, il controllo delle frontiere, il controllo dei confini. Concetto su cui concorda il sindaco di Treviso Mario Conte, anche in relazione a quanto sta accadendo ai confini spagnoli. Quindi Schengen dovrebbe rimanere ancora per un po'? No, sono tutte situazioni che vanno monitorate con grande attenzione senza creare allarmismi, però è altrettanto vero che queste persone si spostano da un paese all'altro anche attraverso situazioni come quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane in Spagna. Quindi dobbiamo alzare il livello di attenzione, tutti gli snodi di passaggio, che siano aeroporti, stazioni, ma ancora di più anche i centri di accoglienza. Tutte le persone che arrivano nel nostro paese devono essere monitorate in modo molto attento, professionale, come stanno facendo le nostre forze dell'ordine. La difesa del territorio e la protezione delle nostre comunità deve essere prioritaria. La polizia locale di Venezia è riuscita a identificare e denunciare l'uomo ritenuto responsabile di aver ferito al viso con un coccio di vetro un giovane del Milanese durante una rissa in Piazzale Roma. È stato rintracciato, identificato e denunciato per aver ferito un giovane milanese durante una rissa avvenuta a Piazzale Roma poco più di un mese fa. Le indagini della polizia locale di Venezia hanno infine stretto il cerchio attorno ad un uomo di origine nordafricana, ora accusato di aver colpito un ragazzo ad una guancia, probabilmente con un coccio di vetro, provocandogli una ferita che aveva poi richiesto diversi punti di sutura all'ospedale dell'Angelo di Mestre. I fatti risalgono al 5 luglio, quando verso le 3 di notte una pattuglia della polizia locale si imbatteva nei pressi di Piazzale Roma in un giovane con una vistosa ferita sanguinante alla guancia destra. Assieme a degli amici, tutti tra i 19 e i 22 anni, il ferito era intervenuto a difesa di una donna che stava venendo importunata da un gruppo di nordafricani. Era scoppiata una rissa in cui ad avere la peggio era stato il ragazzo ferito alla guancia. Già la notte del 7 luglio, un'operazione mirata tra Campo Santa Margherita e Piazzale Roma aveva permesso alla polizia locale di rintracciare 4 nordafricani coinvolti a vario titolo nella rissa. Tra loro non c'era ancora quello ritenuto responsabile del ferimento, ma oramai la strada delle indagini era segnata. Nel periodo seguente sono partite una serie di ricerche coordinate che la notte scorsa hanno portato all'identificazione e alla denuncia dell'uomo. E maxi operazione delle forze dell'ordine per contrastare lo spaccio nel quadrante di Via Piave a Mestre, 3 arresti e decine di controlli.
3 arresti e decine di controlli è il bilancio del nuovo blitz scattato nelle scorse ore a Mestre. Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito hanno passato a setaccio Piazzale Bainsizza, via Saletuole, via Felisati e via Piave, una delle aree maggiormente interessate dallo spaccio. In Piazzale Bainsizza sono finiti in manette 3 uomini, tutti di origine africana, accompagnati poi in caserma per l'identificazione e gli accertamenti. Decine i controlli effettuati anche nelle altre strade, documenti verificati e perquisizioni per contrastare droga, degrado e criminalità. Una presenza costante denunciano i residenti che da tempo raccontano di fenomeni di spaccio anche vicino ai giardini e alle aree frequentate dai bambini. Tra le segnalazioni anche i cosiddetti alberi delle spade, tronchi utilizzati per nascondere siringhe già pronte all'uso. E i controlli in questa zona sono tutt'altro che occasionali. Nel 2025 la polizia locale ha effettuato centinaia di interventi tra via Felisati e Piazzale Bainsizza, altri 120 nei primi 2 mesi del 2026, ma per i residenti il problema persiste. Poche ore dopo i controlli lo spaccio è tornato a occupare le strade. Circa 50 pezzi, tra cui ombrelloni, pali di sostegno e teli da spiaggia riconducibili a vendite irregolari, sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Venezia durante un'operazione di contrasto al commercio abusivo lungo il litorale del Lido. L'azione di oggi, che ha visto anche l'impiego dei quad, si è concentrata nei punti maggiormente esposti al fenomeno, tra cui la spiaggia libera in prossimità dell'ospedale al mare e alcuni nascondigli individuati all'interno della pineta. Aumentano ancora i turisti a Jesolo per il periodo agosto-settembre, la stima degli albergatori è di 4,9% in più rispetto all'anno scorso. Calano però i giorni di permanenza, in alcuni casi anche dimezzati da 10 a 5, e per risparmiare la metà preferisce non mangiare in albergo. Quest'anno siamo riusciti a effettuare un ottimo luglio, già l'anno scorso lo era stato, quest'anno abbiamo raddoppiato, cioè ripetuto più che raddoppiato in termini di presenze e di fatturati, quindi siamo ben felici dell'andamento stagionale. A Ferragosto non c'è ancora il tutto esaurito, ma per gli operatori del turismo di Jesolo non mancano i motivi per sorridere. Da un lato perché anche quest'estate i numeri sono in crescita, seppur lievemente, rispetto a quelli già pienamente soddisfacenti del 2025. Dall'altro perché in vista del fine settimana si confida in un ulteriore aumento di presenze con le prenotazioni dell'ultimo minuto. Abbiamo un mercato tedesco leggermente in calo, ma sicuramente compensato da quello che è il mercato dell'est, dall'Austria e da parte dell'Italia. I nostri dati statistici parlano di un 4-5% in più del consolidato rispetto all'anno scorso, quindi sicuramente anche agosto e settembre sarà ottimo in termini di flussi. Logicamente la preoccupazione resta per quelli che possono essere i costi, perché vediamo sicuramente l'aumento di tutti i costi degli approvvigionamenti, sia in termini energetici sia in termini di derrate alimentari. Nello specifico, luglio ha registrato un più 1% rispetto ad un 2025 già considerato quasi da record. Un leggero calo negli hotel a 3 stelle, ma quasi il 5% in più nei 4 stelle. Il complessivo dal 1 agosto al 19 di settembre viene stimato attorno al 4,9% in più rispetto all'anno scorso. A calare però è la permanenza media, passata da 7-10 giorni a 4-6 giorni. C'è poi da parte dei turisti un'attenzione maggiore alla spesa. In genere la prenotazione per almeno il 50% dei nostri numeri è in notte e colazione, questo significa che escono a mangiare sperando di risparmiare in termini economici, e quindi vediamo anche qui una leggera riduzione come capacità di spesa. La Giunta Comunale di Chioggia ha approvato il progetto esecutivo per il recupero del ponte della Fossetta, chiuso dal gennaio 2018. Oltre 4.500.000 euro di investimento. La gara per l'appalto è ora prevista per fine agosto, la partenza del cantiere invece per novembre 2026. Il progetto non ha come obiettivo solo il recupero del ponte storico, ma anche una nuova passerella comunale e la riqualificazione di via Fossetta, del parcheggio e degli spazi pubblici, con l'obiettivo di valorizzare un'intera area. Soddisfazione da parte del sindaco Mauro Armelao. Dopo anni di attesa, dice, finalmente il progetto prende forma per ridare ai cittadini un'area storica della loro città.
Il caldo persistente e la scarsità d'acqua stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura. Secondo Confagricoltura Veneto questi eventi atmosferici sono ormai ricorrenti e la regione non è dotata degli strumenti per affrontarli. Il caldo persistente e la scarsità d'acqua non sono più un episodio isolato. A lanciare ancora una volta l'allarme è Confagricoltura Veneto, che attraverso le testimonianze di associati e consiglieri segue ora per ora l'evolversi della situazione e le pesanti conseguenze sul comparto. Il fronte più delicato resta quello dell'acqua e del cuneo salino, soprattutto lungo il basso corso del Po, la cui risalita ha già reso inutilizzabili tutte le utenze irrigue fino all'altezza della Romea. Il caldo persistente sta anticipando in modo netto la maturazione del mais da granella, con anche criticità qualitative. Le produzioni in irriguo registrano un calo stimato tra il 15 e il 20%, con un prezzo inferiore del 4,5% rispetto all'anno scorso. Anche la lavorazione del mais da trinciato risente di una perdita di almeno 10 giorni di maturazione utile. La soia sta subendo cali produttivi drastici, il raccolto di riso rischia di essere dimezzato, la situazione della melicoltura è critica. Un quadro che il presidente di Confagricoltura Veneto, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, non definisce un'emergenza straordinaria, ma la conferma di una fragilità strutturale che l'agricoltura veneta si trova ad affrontare ogni estate con intensità crescente. Senza una gestione coordinata delle risorse idriche e senza strumenti di sostegno alle imprese, secondo Bonaldi il rischio è che una difficoltà stagionale si trasformi in una perdita strutturale di reddito e di capacità produttiva. Il caldo non dà tregua con temperature che anche oggi sulla pianura veneta hanno superato i 37 gradi con disagio intenso su tutte le aree. Per questo la Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani l'allerta gialla su tutto il territorio regionale. Il tempo sarà stabile ma sui rilievi saranno possibili rovesci o temporali che potrebbero essere anche intensi. Attesa per l'eclissi solare e il fenomeno delle stelle cadenti al suo apice domani al Lido di Venezia, l'associazione Astrofili organizza 2 eventi per permettere a tutti di vedere in sicurezza e raccontare i 2 fenomeni. Assisteremo a 2 fenomeni importanti a livello astronomico. Il primo sarà l'eclissi di Sole, che in Italia sarà solo parziale, e successivamente invece nella seconda parte della serata avremo modo di conoscere e di osservare il fenomeno delle Perseidi. Un'eclissi solare parziale e poco più tardi il fenomeno delle stelle cadenti al suo apice, 2 fenomeni che difficilmente si presentano così ravvicinati, condizioni che potrebbero ripetersi esattamente in questo modo solo tra i 300 e i 500 anni. Un evento unico, quello che ci aspetta nelle prossime ore, un'eclissi solare dall'Italia visibile solo in modo parziale ma a cui i veneziani e non si stanno preparando ad osservare. Da Venezia avremo l'opportunità di osservare un oscuramento pari al 91% e questo tipo di fenomeno si genera quando la Luna si frappone tra il Sole e la Terra. Questo però capita solo alcune volte ed è dovuto principalmente all'inclinazione dell'orbita lunare rispetto alla posizione del Sole. Il fenomeno delle Perseidi invece è un fenomeno che riguarda, è un fenomeno meteorico, uno sciame meteorico, forse lo sciame più importante e più conosciuto dalle persone, noto anche con il nome delle lacrime di San Lorenzo, e avviene quando dei corpuscoli lasciati da un asteroide nella sua orbita attorno al Sole va incontro a questo sciame, a questa nube di detriti, e impattandovi addosso questi corpuscoli cadono sull'atmosfera terrestre e per via della velocità di impatto sull'atmosfera poi bruciano durante la caduta in atmosfera. Ecco, saranno 2 fenomeni estremamente belli da vedere e sì, ecco, come vi dicevo, poi il fenomeno delle Perseidi sarà dedicato a livello nazionale alla memoria di Enrico Stomeo, nostro storico presidente dell'Associazione Astrofili Veneziani e anche presidente per molto tempo della sezione Meteore dell'Unione Astrofili Italiani. 2 gli eventi in programma al Lido di Venezia in collaborazione con la Proloco di Lido e Pellestrina. Per chiunque volesse vedere in autonomia l'eclissi solare, il consiglio è quello di usare l'apposita strumentazione. I famosi occhialini che sono gli unici che certificano la sicurezza per gli occhi devono avere una marcatura ISO 12312-2 e la marcatura CE. Sono sconsigliati tutto quello che non rientra sotto queste 2 certificazioni, quindi CD,
lastre fotografiche, diapositive vecchie, radiografie. Gli stessi occhialini da saldatore sono altamente sconsigliati perché c'è il rischio di una bruciatura degli occhi, proprio perché l'occhio, non avendo recettori del dolore, c'è il rischio appunto proprio di un danno permanente agli occhi. E da Venezia è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.